dall'altra. Però non possiamo noi presidianti, ok? Noi cittadini, diversi dal cittadino comune, perché noi facciamo i cittadini e anche i presidianti, ok? Vedere chi ha messo in piedi un 9 dicembre, ok? Che non ci si può vedere, non ci si può ascoltare, ok? Cazzo, uno guarda da una parte e uno guarda dall'altra. Però devo fare una premessa. Uno guarda da una parte e uno guarda dall'altra. Se il fine è comune per tutti, credo qualcuno può smentire, non penso. Cerchiamo di arrivare a questo fine, logicamente lavorando ognuno per la sua strada, ma che ci sia un minimo di comunicazione. Allora, quello che dite non è condivisibile, è di più. Però hanno fatto delle premesse, ragazzi. E non perché le premesse le può fare chiunque. Quando ci sono dei fatti oggettivi, a me mi hanno insegnato una cosa, che se io prendo una strada, quella strada è di tutti, ma nel preciso momento cade un masso in mezzo alla strada, bisogna spostarlo, perché non si passa. Allora, io vi invito, intanto chi ha fatto il 9 dicembre? Mi dispiace, ma Ferrieri non c'era, però è arrivato dopo, si è dato da fare. No, dico queste cose, si è dato, perfetto. Però io vi invito, attenzione a quello che dico, perché questo forse è un problema molto pesante. Andarvi a leggere le dichiarazioni dell'11 dicembre, 2 giorni dopo, di Catena Umana, che se ne infischiavano, che non riconoscevano il 9 dicembre, che quindi erano contro, perché noi eravamo dei fascisti, dei violenti, la sapete, no, questa storia qui. E chi ha fatto quelle dichiarazioni insieme a Catena Umana, che non era il 9 dicembre? Io non lo dico il nome, ve lo andate a cercare voi. Ora io agli altri, quando si vedono quel nome, che cazzo gli devo dire? Due erano leggetevi nomi e cognomi, stanno lì. Quindi andatevi a leggere, io non voglio farli, andatevi a leggere voi, perché c'erano dei documenti che provavano il mio tradimento, girano per tutta Italia, ancora mo qualcuno li deve avere. Però andatevi a leggere quei nomi, stanno sulla stampa, su conferenze stampa, che l'ho dovuta smentire ufficialmente quella cosa. Quindi, allora, se noi togliamo il sasso da chi l'ha messo, compreso se è colpa mia, se io tolgo il sasso, allora la strada è libera. Ma se tu il sasso lo lasci là e vuoi passare da immune, io posso pure di sì te faccio passare. Loro non ti fanno passare. Allora che un'idea è questa qua? Uno, se decidiamo che non si fa un partito, quando usiamo la parola costituente, voi mi dovete dire di che io sono ignorante, sono contadino. Spiegatemelo voi che vuol dire. Quindi queste sono premesse che non ti portano a unire nulla. Quindi puoi fare la costituente, fallo, perché è giusto. Io mi organizzo, e se in Veneto c'ho lui, datti da fa. Se in Emilia Romagna c'ho te, datti da fa. Non è un reato questo, non puoi dire a chi ti ha autorizzato, ma vieni pure tu, è casa tua, io mo c'ho lui, mettete d'accordo, cioè io non sto precludendo, non vado a casa degli altri di quello che dovete fare, però abbiamo una necessità, abbiamo fatto una lotta e quindi io mi confronto con chi è stato a fianco, sbagliato o giusto. Quindi noi abbiamo dei concetti che poi mi sembra che avete condiviso, che tutti hanno condiviso lì, e poi magari, quindi partiti zero. Quindi se io devo fare questa riunione per fare una costituente, quindi per fare un partito, non lo so quanti di voi l'accettano. Però è legittimo se tutti l'accettate. Attenzione, non è che io ho ragione, io posso fare questa cosa, però se tutti voi l'accettate è legittimo. Questo è il problema. Voi dovete capire questa cosa, tutti dobbiamo capire questa cosa. Se dobbiamo fare, io mi sono presentato in un modo e condividiamo questa cosa in un modo, senza partiti. Poi se volevamo fare un partito, io faccio un passo indietro, rispetto, io il partito non lo voglio fare, né mi voglio candidare, l'ho detto che ci credo su questo, però non è che se lo farei è un reato, però bisogna essere chiari su queste cose, perché quello che ha detto lui è giusto, però se ci stanno queste premesse diventa un problema. Noi veniamo a quello che ha detto Davide, vedi? Se noi si attaccano subito, ci ammazzano dopo 2 secondi. Scusa se ti interrompo, è proprio quel punto. Noi dobbiamo essere, prima che 9 dicembre, scusatemi se non voglio essere mancare di rispetto, dobbiamo essere prima di tutto rivoluzionari! Questa è la parola magica! Poi dopo possiamo essere 9 dicembre, possiamo essere operai, proletari, incassati che i sindacati infami hanno abbandonato perché i cittadini italiani aiutano solo sindacati comunitari. Sì. Vabbè, però aspetta, non facciamo un monologo. Allora, questo è allora noi dobbiamo capire i concetti. Noi credo che molti di noi, credo che molti di noi
hanno fatto questa scelta di non fare partiti, di non costituire partiti. Però chi si riconosce giustamente fa la lotta, come abbiamo detto, ma non con il partito, come cittadino, è ovvio, no? Quindi queste cose per noi sono dei macigni insormontabili. Quindi ammesso che dico io, perché io non è che comando, che io dico vabbè faccio un passo dietro come Danilo Galvani, posso accettarlo. Io sono sicuro, perché giro il paese, c'è un'altra visione che non è solo qua, io vi invito a vedere dove stiamo andando, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, cioè questi non ne vogliono sentire parlare, questa è spaccatura. Allora come cacchio dialoghiamo noi? Come dialoghiamo? Con solo l'unico modo che ha portato in strada 9 milioni di italiani, 10 milioni di italiani, senza partiti, con il popolo italiano. Questo credo che va fatto. Non è detto che se non stanno partiti riesca meglio, nessuno può dire. Può darsi che sia così, però se qualcuno non la fa con partito è libero di farlo. Guarda, noi i partiti non abbiamo coinvolti, però sai, come ti chiami? Io non sono Ferdinando, però anche se ne torna in strada uno, anche se ne viene uno, e noi rispettiamo la volontà di uno perché manteniamo la coerenza e la parola, io non mi sento sconfitto. Io mi sento sconfitto quando faccio un voltafaccia, dico una cosa e ne faccio un'altra. Questa è la